Quando mi domandano qual è il personaggio di una tua commedia che ami di più, io fingo imbarazzo, cerco di eludere, di evadere, dico forse questo, forse quest'altro, e lo faccio così per un senso di delicatezza, per non urtare contro il gusto della persona che mi interroga. Ma qui, è vero, di fronte a una platea tanto vasta e così esclusa da ogni contestazione immediata, io sento il dovere di dire la verità. Il personaggio che più mi sta a cuore, che più amo, è proprio Sic Sic, l'artefice magico. Quest'atto unico, diviso in due tempi, non ebbe nemmeno l'onore di nascere in una camera d'albergo o in un camerino di teatro. Fu scritto in treno. Durante il percorso Roma-Napoli doveva far parte di uno spettacolo che stavano allestendo a Napoli, una rivista che si preparava al Teatro Nuovo di Napoli. Come nacque il titolo? E beh, io ero magro magro e per dire magro magro in napoletano si dice sic sic, e il sottotitolo l'artefice magico fu tolto completamente, è vero, dalla definizione che Gabriele D'Annunzio volle dare all'arte insuperabile dell'illusionista dell'epoca Gabrielli. Sic Sic, l'artefice magico, in quell'epoca ebbe veramente un enorme successo. 450 repliche circa soltanto a Napoli. Dilagò il linguaggio di questo sprovveduto personaggio, di questo prestigiatore da strapazzo, per tutta Napoli, in tutti gli ambienti, nei salotti, non so, nei circoli, nei locali alla moda, al mare. Si gridavano le battute più significative di Sic Sic, l'artefice magico, nei momenti opportuni, è vero, quando l'occasione era propizia. Non so, ognuno sa i fatti suoi, povero infelice, povero infelice. Insomma, era un coro generale. Per esempio, se per la strada si vedeva una bellissima ragazza, una ragazza, diciamo, prosperosa, immediatamente dall'altro marciapiede si sentiva gridare «Perché?» Ecco, vi voglio dire questo: dite male del cravattaro, dite, non so, che l'addizione dei miei versi vi ha annoiati, ma spendete una parola buona per Sic Sic, l'artefice magico. Io ve ne prego, consideratelo, non so, il capostipite di tutti i personaggi che via via vi presenterò durante le trasmissioni future. E grazie. Tu sei il mio guaio, tu sei la mia disgrazia. Oh, zitto, bolero, tu e io che ti tengo vicino un altro minuto secondo. Ehi, non ci sta nessuno. Quello ha aspettato un po', capisci che si è fatto tardi e se n'è andato. Ma a che ora veniva alle l'appuntamento? 9. O sono che 10 e un quarto. Aspettiamo un altro poco, può essere che ha fatto tardi pure. Sì, ma state zitti, io non sapevo più che dirle per farlo trovare proprio puntuale, preciso all'appuntamento. Io sapevo tutti i giochi che faccio io, sapevo tutti i segreti. Io chi mette dentro al teatro per farmi fare il compare, per farmi fare il palo. Aspettiamo un altro poco, può essere che passa qualcuno. Detto, dopo pranzo, ho detto, io mi metto un poco sopra il letto, schiaccio un pisellino, mi viene a svegliare verso le 8:30, alle 9 meno un quarto, tu mi vieni a svegliare niente meno alle 10 meno un quarto. E andavi indietro. Chi? L'orologio. Ah. Andavi dietro, vai a vedere a Castagna, che io sono sesto numero, questi già hanno cominciato da un pezzo. Vai, Racca, cosa bella, vieni come ti senti? Lo solito. E non fuma, lo sai che mi ha avuto lo stomaco.
Che fa, si muove, si muove. No. Ho già fatto un altro, mi tiri giù. Verso le 7:30 mi ha dato 2 calci. Povero figlio, già fa le mie vendette. Va, le mie vendette. Vai, tu puoi che ci passa vicino. Per favore, mi fate accendere. Accomodato. Grazie. Amici, io non posso stare eternamente qua. Mi credevo che lo tenevano, mozzone. Non dammi retta, non fumiamo, non ce la non vedo. fumammo. Grazie lo stesso. Scusate, sento, buon uomo, eh? Buon uomo, eh? A me? Giovanotto, per favore. Che c'è? No, niente. È rotto. No, vi volevo fare un piacere. Dite, dite. Voi mi avete riconosciuto, E chi sono? Chi siete? Allora non mi avete riconosciuto. Non mi sovviene. Non mi avete visto a qualche parte. No, a qualche parte no. Non mi avete... Senza quello così non si capisce perché non c'ho i vestiti. Ecco adesso. Chi sono? Ah, passa io all'angolo della strada, qua che ha fatto la sparata stamattina. Vermicello, entra. Non ho mai visto vicino ai programmi del teatro. No, distratta, sa. Sicco, l'artefice magica. Siete voi? Io sì, sono io sono il pistinciatrona che lavora a questo siete? teatro, il pistinciatrona che lavora a questo teatro che sta qua che hanno fatto per la festa di Sant'Antonio. Quello sopra il botto. Il sì, teatro sì. là, stasera il mio aiutante, il mio segretario ha mancato all'appuntamento. Io sono guaiato, avrebbe bisogno, diciamo, di una persona che lo rimpiazzerei. A chi? Di lui. Di lui? A te, di me. Di te? Per me, insomma, che lo rimpiazzerei. Io non vi capisco, abbiate pazienza. Una persona che fa il lavoro che faceva lui. E lo rimpiazzerebbe a lui. Se mi fai questo piacere, ma senza offesa, ti regalo 200 lire e ti faccio entrare in teatro gratis, ti vedo di spettacolo. 200 lire a notte a notte. Sì, spettacolo di un programma di varietà, Grazie. che ci sono belle commarelle. E che devo fare io? Che devo fare? Io faccio tutte cose facili, se no tu ti imbrogli, ma deve essere svelto, io ti vedo che tu sei Sì, furba. grazie. Cosa facile, ti rimendo capo. Come prima cosa tu devi entrare in teatro e ti siedi alla sedia, aspetta che entro io, che arrivo io. Tu non mi riconosci perché io ho un chimonico cinese. State vestiti da monaco cinese? No, cinese, un chimonico. Un chimone. È un chimonico cinese. Ma volete voi? Perché questi giochi sempre vengono dai cinesi, capisci? Che sono per abilità e la pazienza, io avrei la pazienza che tenere i cinesi. Avrei la pazienza mia. Ma tu poi mi capisci che sono io, perché quella la musica cambia, capisci? E fa così, tieni, non ti suono. La musica fa Peppa 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 Peppa. E viene lui? Lui chi? Peppa, quello che avete chiamato voi, Peppa. A chi è Peppa? E che ne so, avete chiamato voi, Peppa. È la tromba. Ah, il professore di tromba si chiama Peppa. No, la tromba che squiglia di diavola, che fa le cose di diavolo. Gli squilli. Squilli di tromba. Ho capito, ho capito. Si impressiona che arriva il gioliere. Bravo. Oh, dunque, tu appena mi vedi, capisci che sono... Bravo, bene! No. Ancora Giaffarino dice bravo, bene. Ah, già. Appena, sotto la sede, senza fare vedere quello che stanno vicino a te, così. Ecco, per cominciare, il pubblico è piccolo, ha bisogno di essere, diciamo, la spinta. Capito. Ma sì, ma non c'è bisogno, perché io appena esco, sono caro teatro. Lo terremoto. Sono conosciuto. Lo credo. Come primo esperimento facciamo quello dei bicchieri. I bicchieri. Io sì, ovviamente, io dico, signora, qui non si imbroglia nessuno, questo sono tutti in gioco senza preparata. Non sto capendo, scusate, parlate chiaro. Perché... Questi sono tutti in gioco senza preparata. Giochi senza preparata. Bravo. Anzo Pevitano, qualunque sospetto. Qui non si capisce, per favore, abbiate pazienza. Anzo Pevitano. Sì.
per evitare qualunque sospetto io desidero un controllo. Controllo? E una persona del pubblico che Ma non si capisce, abbiate pazienza. Una persona del pubblico viene qua in Barcusceri a constatare con il granacchia. Solo chi ha, ho capito solo chi. Una persona che viene a constatare, che viene a controllare. Controllare. Poi faccio così, dire se c'è qualche persona del pubblico che viene in Barcusceri, signora. Tu rispondi immediatamente, se no può essere che rispondo qualcun altro che non sta d'accordo, è un guaio, frate, ma un guaio. Rispondo subito, ma che devo fare? Rispondi immediatamente, c'è qualche persona che viene in Barcusceri, signora, tu fai così. Anche io. Venche io. Venche. Venche. Venga io. Venca. Venga. Venca. Vengo io. Venco. Vengo io. Tu dici solamente io. L'uomo fece da mia. Io. Viene sopra, io ti consegno 2 bicchieri in mano, in uno ci sta acqua semplice, in un altro gnostra. L'inchiostro. Tu confronti vedi l'acqua che viene spontanea, quella è umana quando si vede l'acqua, tu dici, ma tengo sete, vorrei bere. Io? Ma tengo sete, vorrei bere. No, ma è naturale. Non così, vorrebbe, con la voce tua. Tengo sete, vorrei bere. Tengo sete, vorrei bere. Questa è la voce mia, con la voce tua. Tengo sete, vorrei bere. Tengo sete, vorrei Questa è la bere. voce mia. È la mia che ne ho fatta. Chissà se vale a fare la voce tu quando tieni sete, come dici? Tengo sete, vorrei bere. Devo bere, adesso lo faccio bere io senza toccare l'acqua. Alla micella, il foulard. Il foulard, un fazzoletto. In cinese dice il foulard. È cinese questo. Sì, copri il primo bicchiere, poi copri il secondo bicchiere, faccio un gioco, 4 chiacchiere paesano e faccio, poi quando scopro, faccio trovare l'inchiostro dove stava l'acqua e l'acqua la faccio sparire. Poi dico vicino a te, avete ancora seta? Tu dici, Io? No, come fosse meravigliato per è passata la sete. Avete ancora sete? No. E dove ve lo sentite? In corpo. Ma lo sento in corpo. No, non lo facciamo sto gioco, è capace che mi imbroglio, sai? Ma come imbroglio? È bello, è un gioco bello. Mi piace, no? Avete ancora sete? No. E dove ve lo sentite? In corpo, me lo sento in corpo. Quando è il momento? Sana caro, bravo, i guaglioni sono Dunque, come secondo esperimento facciamo quella della cascia. Io sì. Al terzo numero. Io È lo venuto? lasciamo spicciato. No, Venuto? sto mettendo d'accordo con chi se prima un po'. Dunque, facciamo l'esperimento della cascia. Questa è la mia signora. Piacere, signore. Sia da me, è la mia signora. Sì. Madamigella, mi piglia Madamigella e la chiuda dentro la cascia. Fate bene. Poi dico, signor controllo, mettete il catenaccio vicino alla cascia, chiaramente qua. Questo qua lo devi tenere tu nascosto in tasca. Perché questo è un catenaccio che è fatto in modo che appena ti tocco questo bottone, scappa una molla, e si apre. Si apre. Bravo, in modo che Madamigella quando sta nella cascia apre il sportellino, tocca un bottone e si apre la molla. Quando io poi scopro la tenda, lei si fa trovare, Giulina e sorridendo seduta sulla cascia. Mi faccio trovare così. Questo è il gioco, prima c'è solo la signora, poi viene lei, Giulina e Rosinella sulla cassa. No, che Giulina? Avete Giulina è sorridente, E lei? tutta Giulina. Avanti, Madamigella! Giuliva, è sorridente, non si capisce. Sana caro teatro. Quando è successo? Questo lo tengo io. A te faccio vedere questo al pubblico che è tale e quale. Ma io mettete il catenaccio, questi catenacci, è vero, tu lo metti in da sacco, questo è il catenaccio, vero, questi aprono, questi non si aprono mai. Ho capito. Quando si è chiuso, che sono caduto, metti in da che sta toccando, lo metti vicino. Dunque, come terzo esperimento facciamo il taglio della testa che si fa male. No, che taglio della testa? Che tu non sei abituato. Il colpo, bravo, e l'hai portato. Ecco qua, non ti suonai, capito?
Questo qua lo deve tenere nascosto dentro al cappello. E che dal principio, chissà se quello se me è abituato. E lo tieni tu nascosto dentro al cappello. Un altro denti ce lo tengo io. Allora dico, ma voglio capire bene. No, questo è un colombo e lo tengo io, lo tieni tu. Benissimo. Un altro denti ce lo tengo io. Ecco, questo allora dico, ma un momentino. Il colombo lo tengo io, è vero? Il pesce lo tenete voi. Sì, qua pesce. L'avete detto voi in questo momento? Io ho detto, ma tu in questo momento ve l'avete detto. Ma chi ha parlato di pesce? No, in questo momento. Il colombo, non t'ho stonato, tu mi imbriaco tutta come, tu non puoi lo fare. Ma io devo capire. Il colombo, questo è il colombo che tiene tu dentro il cappello. Lo tengo io. Un altro dente ce lo tengo. Pesce, vedete il pesce, il dente c'è pesce, l'avevo inteso, così chiaro. Ma le denti ce la dice no, quella vai a ragione. È una parola che significa due cose, insomma, è simonico. Tu simonico? No, sì, è simonico che significa tale e quale. I denti che... adesso i denti c'è qui. Identica. Quindi io piglio il colombo e dico, ma Damigello, portatemi la capia. La crapa? La caiola. La capia. Non si capisce. Ma Damigello, porta la capia, metti il colombo dentro e figlio copra la capia, poi faccio un gioco, 4 chiacchiere, e faccio sparire il colombo. Poi poi dico, lui non sa niente lui, adesso avevo la sorpresa. Il colombo che si trovava in quella gabbia, signora, si trova essere il cappello del signore, fate vedere il colombo. Dice, ma io non tengo niente, fate vedere il colombo. Io non tengo niente. Fate vedere, toglievo un cappello e fai volare il colombo. Sarà caro, Mi vai a preparare, che fai? ma raccomando, fai presto, voglio capire meglio, scusate, come primo io entro in sala, vedi? io sì, si c'è un persona poi, viene sopra, il bicchiere, il bicchiere, che ci sta dentro, il colombo, il colombo tiene dentro il cappello, sì, dentro seta, vorrei bere, volete bere? Faccio un gioco, avete ancora sì? No. Dove ve lo sentite? Non è il momento, in corpo, a cascia, e piglia a Madamicella la metti in tasca, tu che tieni in tasca? Che tieni in tasca? Niente, proprio niente. Il catenaccio. Lo tiro nascosto, questo è quello che faccio vedere al pubblico, io lo rompo, così ho controllo, metto lo piglio, uno nella tasca e metto quello che tieni in tasca, questo qua lo nascondo io. Poi, che viene dopo? Che viene dopo? E tu non ti devi ricordare pure voi. Il colombo. Il colombo. Ma dove sta? Sopra il terrazzo, sul terrazzo. Qua, no, qua dentro. Sì, il colombo nel cappello questo qua. Lato da chi? Lo faccio sparire. Il colombo se deve essere il cappello da io non tengo niente. Non c'ho niente. Ma vedi la mano, fate vedere il colombo. Se ne caro datemi 200 lire prima che se ne cado teatro. Abbiate pazienza, se no se ne cado teatro. Ecco qua. Questi sono i 200 lì. E il biglietto per entrare in teatro? No, non c'è bisogno. E che lo pago io? E per il biglietto non c'è bisogno, chi l'impiegato là sa può fare, ti capito? Tu ti presenti che dice signora biglietto e gli dice, capito? Tu senza fare sentire a quelle che vengono appresso a te, capito? I signori che entrano, diciamo, i guaglioni, i soldati, signora biglietto, tu fai così, signore. Sicca. Io? Signora biglietto? No, senza pomodoro, tu solo fai secco. Solo secco. E capito? State a fare qui, sicuro? Buonasera cavaliere, buonasera. Bravo, finalmente, ci vediamo. Che sono io? Perché ho fatto tanto? Il nostro Fiorentino è venuto. Guardalo là, ma ti ringrazio, non c'è più bisogno di te. Ho trovato lui, ci ho fatto sì. Ho fatto tutta la spiegazione, i giochi che fai, se te la puoi andare. Come sai? Perché io ho fatto? Si sta parlando con fratello. Tu devi essere frate a me. Ma io ero frate a te. Ma perché fai il gioco? Sai quando devo tornare il palumbo? Sai quando devo mettere il catenaccio vicino alla cascia? Lo so, c'è un po' lì, vabbè. Ma a me non ha dato il biglietto per potersi indotto. Biglietto? Guarda tu, Cavaliere, quello di dovete fare.
quello sta pensando a questo sorriso che ti fa mi perdi il spettacolo, la responsabilità che vuol dire col pubblico. Ma non lo capisco, che dici? Stai pensando c'è il buglietto. Se vuoi il buglietto te lo vai a prendere a putachino. Hai ragione, facci fare adesso. Vieni a tu, vieni a Che? No, che c'è? Tu sei stato capace di pigliare il posto mio? Sono stato Ma io capace. indotriato tra su stesso. No. Perché va con il putachino, faccio il biglietto e poi mi si gioca e faccio io e fai tu. Poi faccio io i giochi. Anzi, si vuole fare buono, rammo il spalungo e il biglietto abbassi. Rammo palungo e il biglietto, hai capito? Rammo palungo e il biglietto. Come che non lo conosci, ti faccio questo. Quanta gente così? Pulisse tu, va bene, va bene. Poi. Sì. Bravo. Madame Gelo. Cominciamo pure. Ora irrispettabile. Ormai di tutto il mondo la mia grande fame di illusionista. Sicca che ho stramboliato tutto il mondo, finalmente questa sera sicca si trova la vostra presenza. La mia vita è stata quasi romanzesca. Avevo 7 anni solamente quando a casa già facevo sparire la roba. Il Giappone ha consumato 12 anni, a 13 mi baciò in fronte il sole d'Oriente. Il miracolo famoso lo fece in Germania. In Germania fece sparire una collana di perle di una signora, non furono più cristiani di trovarla. Questa sera la vostra presenza e segui esperimenti più famosissimi e comincia da quello dei bicchieri. La damigella, il bicchiere. Maestro, prego. Ecco signora, abbiamo 2 bicchieri di vetro. In uno ci sta acqua semplice, in un altro agnostro. Tutti i mesteggiatori, i miei colleghi, dicono sempre l'imbroglio c'è ma non si vede. Io dico no, l'imbroglio non c'è. Chi lo vede ha visto una cosa per un'altra. Ma mi sembra ragionissimo. Anzi, per evitare qualunque sospetto, io decido un controllo. Una persona del pubblico che viene qua in palcoscenico a constatare con i propri occhi. Ecco io, Setta, l'ha detto prima il signore. Io allora lui sta guardando, l'ha detto il signore. Se c'è qualche persona del pubblico che vuole venire in palcoscenico, signora. Se c'è qualche come, che avete detto? Niente. Se c'è qualche persona, anche io! Ti serve un controllo. Ti serve un controllo, è meglio che non lo Sono salito presto, no? Sono salito. Va bene, ne state tutti e 2. O 1 o 2 controllo, 10 io non ho paura. Prego la massima attenzione, signore controllo, voi controllate il gioco, siete controllo del pubblico. Madamigella, il foulard. Attenzione per questo piccolo esperimento di apertura. Tengo seta, vorrei bene. Voi volete bere? Allora vi faccio bere io, signor controllo, senza toccare l'acqua. Prego la massima attenzione, maestro. Prego. Qui non si imbroglia nessuno, prego la massima attenzione!
sentito ancora seta? No. E dove ve l'ho sentito? Dove ve l'ho sentito? In corpo, me lo sento in corpo. Che io me lo bevo e tu te lo senti in corpo. Mi ho fatto passare mezzo in corpo al signore e mezzo in corpo all'altra signora che anche teneva seta. Madame Gella, prego, maestro. Passiamo al secondo esperimento. La caccia misteriosa. Signor Controllo, prego di osservare. Sì. Prego. Abbiamo una cassa di legno comune. Non c'è niente di normale. Niente di normale. Vedete qualche doppio fonte? No. Qualche apertura interna? No. Voi siete controllo del pubblico? Vedete qualche trabucchetta? Nessun trabucchetto. Prego di osservare, fate tutte le vostre osservazioni. Ecco, signore. Abbiamo un catenaccio di ferro. Uno di quei catenacci che si possono mettere, diciamo, a casa vicino a un mobile dove uno ci tiene roba segreta, dove si possono mettere vicino a una porta che sa dove uno non vuole far entrare un'altra, o magari vicino a una credenza dove c'è roba di mangiare che uno non vuol far toccare ai guaglioni. Io non te lo giuco, Massima attenzione. Io controllo. Mettete il catenaccio vicino alla cascia. Ma lo devo mettere io. E voi lo dovete mettere. Io tengo solo questo. E questa deve essere. Ma questo è un catenaccio vero. È vero, deve essere. Ma io lo metto. E si deve mettere. E io lo metto. Ecco, Madamicella, siete bene disposta? Ecco. Io mi allontano. Pure io. Tutto fatto? Prego la massima attenzione, signori. Questo è un gioco anche pericoloso. La vicenda è ermeticamente chiusa nella cascia. Al mio comando si troverà il giuliere e sorridenta seduto sulla cascia. Attenzione! È il gioco pericoloso di Madamigella che ermeticamente chiuso potrebbe anche morire per mancanza di sfassia. Ah, povera infelicia! Povera infelicia! Prego, maestro! Avanti, Madamigella! Prego la massima! Senza preparare! La cascia è ancora chiusa! Chiusa è! Certo si deve aprire, prego maestra, prego! Un secondo ancora, un secondo! Si carica, cavaliere, si carica! Si carica, cavaliere! Allora in mezzo! Facciamo fino a 5! Non ce la fa, musica! Questo è un gioco che fece anche in America. C'è un americano scema che disse: voi fate imbrogli, no signori, non facciamo imbrogli, voi siete un bruglione. Allora io disse: dopo il spettacolo ti aspetto fuori. Non sei l'americana come risposta, io vedete se mi trovi. No, io lo trovai, mi fece dare pure 200 lire. Stai frisco. Passiamo al terzo e ultimo esperimento, la scomparsa di un colombo. Madamigella, il colombo.
Prego la massima attenzione per questo esperimento, la sparizione del Colombo, del simbolo dell'innocenza. Pure con zimmero, mo. Ecco, signori, io prendo questo Colombo. Pollastro, si chiama pollastro. Io prendo questo Colombo. Pollastro. Che bel pollastro. Io prendo questo Colombo e Pollastro. tu chiamo in faccia, vuoi? Se me la volete fare questa schifezza di giù, Se me la volete far dire una schifezza di e lo parola. vado a chiudere in una capia. In meno di un secondo il Colombo è sparito. Madamigella la capia. Prega la massima attenzione. Madamigella, il fulano. Prego, signore, la massima attenzione per questo esperimento. Vuoi dire Manolo? E tu soldi. Prego, maestro. Un momento. Lui non sa niente, lui. E nemmeno lui sa niente. Adesso avevo la sorpresa. No, la sorpresa la volei. Il Colombo, Pollastro. Colombo che si trovava in quella capia, signori, si trova adesso nel cappello del signore. E fate vedere il Colombo. Ma io direi facciamo vedere il pollastro. Ma io ho fatto sparire Colombo qua Ma dentro. ognuno sa i fatti suoi. Colombo! Pollastro! Capite? Pollastro! Che Colombo! Oh, ma non mi se ne è fiuto, ma c'è chi Il Colombo! Che si trovava in quella capia, signore, l'ho fatto sparire e l'ho fatto trovare nel cappello del signore. E l'ho fatto diventare pollastro.